Sì, proprio oggi abbiamo incontrato in comune il responsabile per i rapporti con i cittadini, appunto per chiedergli praticamente per esporre un problema che abbiamo inerente ad un fossato, va bene, che non viene manutentato. E di questo problema avevamo già chiesto l'aiuto del consorzio, ma essendo un fossato privato, ecco, non ha nessuna possibilità il consorzio di bonifica di intervenire. E questo fossato non manutentato a Favaro rischia, comunque è importante ancora per il deflusso, ma se non diciamo manutentato e pulito rischia di aggravare i nostri problemi, perché abbiamo visto il 21 dell'8, il 21 agosto di quest'anno, come siamo andati sotto in tutto il comune a pelle di leopardo. A tratti è coperto, a tratti è scoperto, tu ti riferisci alla parte scoperta, sì, a sud di Favaro? Sì, diciamo che c'è un tratto che è di proprietà, diciamo, dal consorzio agrario, sì, e viene pulito e ricalibrato anche perché defluiscano le acque velocemente, perché pur essendo in centro città abbiamo ancora quei pochi fossati che in ogni caso servono, e almeno per le acque bianche, e questo sarebbe anche auspicabile che fossero usati di più, perché vediamo come le fognature di anziana data e mai aggiornate, nonostante le nuove cementificazioni, nel senso che i nuovi condomini nati, ecco, portano a queste situazioni, almeno nelle zone più basse, più a rischio. Più a rischio. Quindi oggi avete chiesto la manutenzione, ecco, di quel che rimane di questo fossato e anche degli altri che sono più aperti. Che altro abbiamo chiesto l'aiuto. Siamo allagati, pertanto io penso che anche dire aiuto, nel senso che andiamo sempre più sotto, qui vediamo, che il comune si interessi e faccia lui e si faccia carico di parlare con chi è il proprietario, e in ogni caso che il fossato, che i fossati sono di tutti ma hanno una proprietà, ecco, venga pulito. Quindi che il comune si faccia carico anche in quei fossati che sono diciamo di proprietà, che sono dei privati in pratica, ecco, diciamo così. In pratica diciamo che se non altro faccia applicare le leggi, la legge, nel senso che come uno mette la macchina, va bene, e non la mette in parcheggio correttamente e diciamo è il comune con i vigili che si interessa. Pertanto io direi, visto che siamo allagati pesantemente da 30 anni e vediamo che le cose non vanno migliorando, va bene, ci attiviamo e con la nostra consueta, va bene, rispettabilità, nel senso che non andiamo con metodi, ecco, siamo un comitato che ha sempre collaborato e abbiamo visto che è vincente in questo caso, pertanto siamo andati a chiedere anche al comune una collaborazione anche con il consorzio, che crediamo, ecco, nel suo operato, e che si diano comunque da fare, perché in ogni caso questo fossato deve essere ripristinato al più presto, perché anche questo serve a non farci andare sotto. Quindi un dialogo con le istituzioni. Certamente, come l'abbiamo sempre avuto, come è nel nostro DNA del Comitato Allagati di Favaro. Ecco, noi abbiamo sempre collaborato, e questa collaborazione, sembra strano, ma ecco, ha portato dei frutti ma molto importanti, soprattutto a Favaro. Abbiamo visto che certe cose le avevamo indicate, perché quando l'acqua sale, va bene, noi ci siamo purtroppo, e di questo abbiamo anche le fobie, se uno non le prova. Vediamo, oggi abbiamo visto in Friuli, va bene, a Cormos, come sono ridotti, ecco. E
ed è per questo che dico, ma lo vediamo in tutta Italia e lo vediamo pesantemente. A mio avviso ci sono state molte cose che abbiamo capito che non sono andate, va bene. Ecco, si è costruito dappertutto senza regole, anzi secondo me le regole c'erano ma sono state annullate. Ecco. Sì, abbiamo visto questo a suo tempo, anche qui dove c'è il mercato a Fabro Veneto è stato anche alzato e voi quindi siete andati sotto. Ecco, sì. E si continua ancora a cementificare. Ci fermiamo qui, Fabrizio. Sì, purtroppo è così. La realtà è che danno sempre in ogni caso la colpa agli agenti atmosferici, che senz'altro sono 15 anni, sono 20 anni che noi diciamo che le cose stanno peggiorando, ma in realtà il peggio è che non si sono fatte quelle manutenzioni in proporzione a quanto si è costruito e pertanto stiamo andando sempre più sotto. Grazie mille. Quindi un territorio che deve essere preparato anche ai cambiamenti climatici. Senz'altro, perché non è nato ieri. Il cambiamento climatico sono 20 anni che lo vediamo e lo vediamo con l'aumento dei centimetri dei nostri allagamenti, perché come ho sempre detto abbiamo iniziato 30 anni fa con 1-2 centimetri 2 volte all'anno, un anno no, poi 5 centimetri e poi abbiamo visto, siamo arrivati alla sedia, ecco, ma dalla sedia non è bastato, siamo arrivati al tavolo. Adesso vediamo anche Cormons, vediamo in Friuli, ma vediamo dappertutto che la situazione è drammatica. Pertanto i comuni, questo voglio dire, devono mettere questo aspetto a bilancio e non mettere in conto anche, come dicono a noi, le pulizie dei caditoi e come lavori fatti. No, le pulizie delle caditorie si chiamano manutenzioni, mentre bisognerà che mettano in progetto e in conto, va bene, di rifare quelle si chiamano aste della rete fognaria, va bene, principale, dove abbiamo visto che troviamo che sono nati palazzi, sono nati un mucchio sono stati urbanizzati senza tener conto e migliorare e aggiornare la rete fognaria, e questo è un altro problema per noi e lo vediamo dagli allagamenti. Quindi è importante che ci sia questo dialogo, come mi sembra che ci sia, con le istituzioni. Certo, l'abbiamo sempre detto, ma abbiamo anche 20 anni alle spalle di dialogo. Certo che alle volte ci monta un po', uno se lo sa, se ha provato l'allagamento, sa quando uno si arrabbia, sa cosa vuol dire la fobia dell'allagamento. Domani piove, non so se sarò allagato o no, anche se abbiamo sempre dichiarato, e lo siamo, abbiamo le nostre paratie, però non tengono neanche più. Certi hanno i pavimenti che gli viene su dai pavimenti, come fai? Ecco, ci sono tante cose, le pompe, e certo bisogna difendersi anche in maniera personale dove si può, e lo abbiamo sempre detto, e questa è la collaborazione. Grazie a Fabrizio Zanello. Grazie a voi.